Ieri sembravano che costassero meno, ma invece È un problema anche per il lavoro, penso. ma soprattutto per il lavoro. Sembrano pochi 3 centesimi, ma su 100 litri, 10 volte al mese, diventa un problema grosso. Il greggio cala, scende sotto i 70 euro al barile ai livelli di mesi fa, ma nessun beneficio per i cittadini, anzi i prezzi nelle ultime ore sono addirittura cresciuti, anche per la fine del bonus sulle accise che era stato concesso dal governo. I gestori così vanno veloci verso lo sciopero di più giorni. Sullo sfondo resta il disegno di legge di riforma della rete carburanti, atteso da tempo e mai portato in discussione. Stiamo aspettando un disegno di legge che è ferma nei cassetti ministeriali da diversi mesi, se non dire anni, dove negli ultimi mesi abbiamo trovato un accordo con tutti gli attori protagonisti di questo disegno di legge, però questo disegno di legge, che potrebbe sicuramente ridurre il prezzo in maniera strutturale, non viene presentato, e questa è una cosa che ci mette in allerta. È l'ennesima dimostrazione che non è il gestore a comandare il prezzo, ma sono le società petrolifere a farlo. Purtroppo il prezzo non lo definiamo noi gestori, ma lo definisce direttamente la compagnia petrolifera. È per questo che FAIB e la categoria è in agitazione, minacciando uno sciopero di diversi giorni, proprio perché la categoria e tutta la struttura e la rete carburanti ha bisogno di questo disegno di legge. Confesercenti rifiuta l'interpretazione che prezzi più alti portino anche a un guadagno maggiore dei gestori. Noi non guadagniamo di più, noi, come abbiamo sempre ripetuto, guadagniamo un fisso al litro, quindi più aumenta il prezzo si riducono i consumi e quindi il gestore guadagna meno. L'interesse del gestore è che il prezzo sia un prezzo giusto, congruo,